abbiamo Andy Andrea Fumagalli. Benvenuto Andy. Buongiorno a tutti. Partiamo con una scheda introduttiva all'artista. Andy Andrea Guido Fumagalli è un musicista e pittore che si muove all'interno di una cultura metropolitana trasversale a partire dagli anni '80. Lo stile di Andy è un approccio pop retto da cromie energetiche fluorescenti, crea un mondo iconico all'interno del quale tutto è vivo, positivo e pulsante. Dall'universo del fumetto e dell'illustrazione, l'artista di Monza dipinge figure sempre glamour, dalla celebrità alla quotidianità per rivisitati nuovi idoli, echi orientali per paesaggi contemporanei. Non solo pittura, ma anche oggetti di design, complementi d'arredo, fino alla customizzazione di oggetti dall'uso quotidiano. Dunque, benvenuti nel mondo Andy. Sto bene, sto male, fanno bene, fanno male, per indicare il gruppo Blue Vertigo, un iter fondamentale della tua carriera. Sì, una delle basi del percorso di evoluzione per quel che riguarda la musica e l'arte in genere. In realtà la canzone si chiamava L'Assenzio ed era stato il nostro modo di prendere parte al Sanremo 2001. Diciamo, è una canzone con svariati significati, però mi risuona molto per come vivo il mio meccanismo anche personale. Fanno bene, fanno male, sto male. Accettare i due lati della situazione e cercare di creare un bilanciamento tra quello che sono i due poli opposti. Cosa rappresenta l'Oriente e il suo complesso mondo? Beh, rappresenta l'altra faccia della medaglia. In realtà da occidentale sono sempre stato molto affascinato dalla cultura orientale per quel che riguarda sia la salute psicofisica che quella proprio spirituale, per cui il fascino ha sempre generato in me una forte curiosità, per cui per questo pratico le arti marziali, il Qigong e il Kung Fu successivamente. Ma oltre a questo mi ha sempre affascinato a livello iconografico, proprio è spesso presente nella mia pittura, visto che sono riuscito a fare dei viaggi in Oriente, anche sul delta del Mekong, ma soprattutto rimasi molto affascinato dalla sintesi della natura che ho trovato su alcune porte dei templi di Angkor Wat, dove la stilizzazione della natura è molto simile a quella che si può trovare nell'Art Nouveau francese di inizio Novecento. Per cui questa similitudine, questo linguaggio che sembra trasposto nel tempo mi ha sempre incuriosito molto. Nella tua creazione artistica hai un concept che si avvicina allo stile Factory di Andy Warhol, almeno nella prima fase Fluon. Mm-hmm. Sì, in realtà l'impulso mi ha sempre mosso e molto ispirato, cioè l'avere comunque il connubio, muoversi sui due binari paralleli tra musica e pittura fa sì che nello stesso luogo, infatti lo sforzo è stato di decontestualizzare uno spazio industriale e trasformarlo in studio, in modo che nella stessa location potessero coesistere diverse arti, diventasse proprio un luogo di condivisione, di sviluppo come laboratorio artistico. Adesso, che si chiama ND Art Lab, resta comunque il luogo di sviluppo soprattutto per quel che concerne le mie produzioni, non è più un lavoro d'equipe. Hai appena accennato, tu sei un musicista e sei anche un pittore. Sì. Ecco, come trovi la sinergia, sempre arte è, sempre creatività è e sempre poesia alla fine, che unisce i due mondi insieme? Sì, ho sempre cercato di svolgere, un po' ispirato dalle teorie di Bruno Munari, di svolgere lo stesso percorso, lo stesso meccanismo creativo per entrambe le arti. Cioè, se un dipinto viene composto da dei fotogrammi ricontestualizzati e riportati sulla tela, nella musica mi piace pensare al campionamento, il sampling, come cioè una fotografia, una registrazione di un suono, un rumore della realtà che poi viene messo in sequenza, in un boccascena sonoro. Ho sempre cercato la similitudine dei due aspetti e in futuro l'obiettivo e l'intenzione è quello di andare sempre più a unificare i codici,
sia sull'animazione dei quadri e la musica montata a tempo sulle immagini. Cioè, l'avvicinamento dei due linguaggi è un po' la mia intenzione futura. Ecco, quindi in quest'ambito pensi di creare anche un'opera sonora oppure mantenere i due elementi separati? Ci sono alcuni artisti, alcuni tuoi colleghi che hanno una ricerca dove uniscono un paesaggio o comunque una rappresentazione anche astratta con della musica contemplativa o jazz. Mm-hmm. Tu pensi di arrivare a questo o comunque mantieni... Sì, già l'ho fatto in alcune rappresentazioni o alcuni eventi. Diciamo, l'intenzione è quella proprio piuttosto di avere anche un viaggio visuale, cioè riuscire a animare i dipinti in modo che grazie al 3D possa diventare proprio un viaggio panoramico all'interno dei quadri sonorizzato con delle colonne sonore ad hoc. Questo, diciamo, è il sogno nel cassetto. Le tue opere hanno uno stile indie, giallo fluorescente, viola metallizzato, ma poi alla fine la tua gamma cromatica è sempre ampia. È molto ampia. Io sintetizzavo il giallo fluo e il viola metallizzato come due elementi distinti ma non distanti, nel senso che sono complementari, proprio giallo e viola, ma nei miei due lati, come sono sempre, cioè nella pittura utilizzo l'accensione del colore fluorescente e soprattutto la capacità del nostro cervello di decodificare i colori, quindi a quale frequenza si rifrange, si riflette la luce mossa dal fluo e quale differenze e percezioni possiamo avere dalla visione, un po' come potete vedere alle mie spalle con l'ausilio dei neon blu, oppure a luce giorno, per cui cromaticamente attratto dalla massima accensione, perché poi lo associo anche a una solarità, e nello stesso tempo complementare un lato ombroso, molto darcheggiante della mia persona, per cui sono sempre questi due aspetti che si bilanciano fra loro. Pensi di rimanere comunque fedele al fluo o hai in mente anche qualche variazione sul tema? Ma per adesso penso che devo continuare a confermare il codice, perché sono talmente infinite le possibilità. Per adesso mi attrae ancora tantissimo lo studio chimico e le riflessioni e rifrazioni della luce col fluo, per cui per ora continuo con questo codice. Quindi una tua opera che comunque fluttua in base all'atmosfera, riconducendoci ovviamente con le dovute distanze e proporzioni con quelle opere cinetiche che furono poi ideate tra fine degli anni 50 e 60 in tutto il mondo da grandi artisti, anche italiani, hai citato anche Bruno Munari, per creare anche un'interazione con lo spettatore. Sì, ho sempre cercato di immaginare i miei dipinti come una possibile dimensione parallela, come una sorta di cartugna nella quale si può entrare e ci puoi trovare dentro dalle icone stampate nel mio passato, di quando ero bambino, affascinato dai personaggi televisivi o dalle grandi star, o poi ci puoi trovare degli amici cari o degli oggetti o dei simboli. È come entrare in una realtà parallela. Io l'ho pensata così. Sintetizzando influenze pop, il mondo dell'illustrazione, del restauro, partendo da un ambiente unico, metropolitano, che fu quello degli anni '80. Sì, e soprattutto in un'epoca, da adolescente negli anni '80, ma poi a livello accademico, cioè dopo l'Istituto d'Arte con l'Accademia delle Arti Applicate, proprio ho sviluppato il mio codice pittorico a cavallo del passaggio tra il manuale e il digitale, cioè l'avvento del computer, soprattutto anche nella computer grafica, o quello che oggi è nella illustrazione digitale. Sono sempre stato proprio, ho iniziato a studiare a cavallo di questa grandissima rivoluzione, per cui mi piace trovare il connubio che può diventare arte applicata, cioè il mio contesto, la mia formazione e l'epoca che ho vissuto, e anche la Monza e la Milano, proprio geograficamente, mi ha portato a cercare di unificare i codici. Ad esempio, nel caso dell'arte applicata,
come un dipinto fatto a mano per il quale ti sei proprio sporcato le mani, hai steso i colori a pennello, l'hai bordato con l'uniposca, che è un altro oggetto della partenza dei miei tempi, possiamo dire. Quel dipinto finito, poi fotografato e messo in relazione ad altri digitalmente tramite computer, può diventare una texture, che poi diventa magari una collezione di moda, come mi è successo di lavorare per la Maison Covery, o un insieme, una patchwork per una piastra per capelli, che è un altro lavoro che ho fatto. Per cui la tua opera diventa un qualcos'altro, rimontato, e diventa anche stampata sull'oggetto comune e moltiplicato. Per cui sì, ho fatto parte di quell'epoca dove c'è la pop art, regna imperante in me e continua a stimolarmi molto. Grazie Andy per questo tuo contributo e per questa Grazie a tua voi. disamina artistica. Grazie nuovamente.